Pauli, apostol di Gesù Cristo per ordine di Dio nostro Salvador e di Gesù Cristo nostre speranze, a Timoteo, verfi in te fede. Grazie, misericordia e pace de bande di Dio pari e di Gesù Cristo nostro Signore. Quando sono partito per Macedonia, ti ero comandato di restare a Efeso, perché tu invidassi qualchidun a non insegnare robis differenti e a non là da urdes contis e des genealogies che non finiscono più, che serviscono più a inviare questioni che aiutare il plan di Dio de salvezza fondate sulla fede. L'intento di questa raccomandazione è però l'amore, che partisce di un cor monte, di una buona coscienza e di una fede senza falsità. Proprio per essersi slontanati di questi robis, un po' di loro si sono perduti in chiacchiere senza fondamento, pretendendo di essere dottori delle leggi con la quale che non capiscono né ciò che dicono né ciò che apportano a conferme di quel che insegnano. Sicuro, o sapete che la legge è buona, a pat però che si le dopri come cuvà, sapendo che la legge non è stata metoda per quel che è giusto, ma per i tristi, per i ribelli, per i peccatori, e perché senza religione, per i sacrilegi e per i profanatori, perché che accoppiano il pari e l'amari, per i assassins, per i sporcazioni, perché che vanno fra di loro, per i marchiadanzi di oms, per i bausars, perché che giurano il falso e per qualunque altri vizi che va contro la sana dottrina, secondo il Vangelo de gloria dal Dio beato, che mi è stato dato in consegna. Perché io ringrazio Gesù Cristo, nostro Signore, che mi ha dato forza, perché mi ha ritenuto degno di fiducia mettendomi al suo servizio. Proprio di me, che prima io ero un blasfematore, un persecutore e un violento. Però mi è stata doprata misericordia, perché avevi fatto quel tanto dall'ignoranza, quando io ero lontano da fede, che anzi la grazia del Signore nostro è gelata addirittura per con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Di fatto, queste è una parola che merte credute e accettate. Cristo Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori, che il primo so io. Ma proprio perché lo hai avuto misericordia, perché Gesù Cristo ha mostrato in me, per primo, tutta la sua bontà, come esempio di che avresti creduto in Lui per vita eterna. Al Re dai secoli, l'incorruttibile, invisibile e unico Dio, gloria e onore per i secoli dai secoli. Amen. Questa raccomandazione la mette sto mans, Timoteo, figlio, in armonia con le profezie che si sono già palesate stai tuoi confronti, perché, tenuto su di loro, tu combatti la buona battaglia, mantenendo la fede e la buona coscienza. Di fatto, per vele buttate via, qualcuno alle late in sfas con la fede. Fra di loro anche Imeneo e Alessandri, che io hai consegnato a Satana, perché imparassero a non blasfemare lui.